Amici bellini, dai, divertiamoci, consoliamo, questo è consolarsi, ci consoliamo rivivendo un po' la partita con gli screenshot, con le pagelle, con le immagini belle. Questa è un'immagine bella perché ci sono cose belle, e parliamo anche di quella, un po', quella paura che avevano usato un po' il pericolo Spalletti. Cominciamo. Allora, amici benvenutini, Gollini, Giorgi Nikolaishvili, welcome, amici georgiani che si iscrivono al canale. È una soddisfazione vedere sto ragazzotto, il più giovane della cucciolata, che fa segnare anche quelli che sono potenzialmente più deprimibili, perché gli regala poi il gol e la soddisfazione del gol. Dobbiamo parlare di tante cose. La partita col Torino poteva essere delicata per il valore del Torino, e cioè, lo abbiamo visto. Al Torino facciamo i complimenti per aver provato. Abbiamo visto ieri, ne abbiamo parlato anche in live, il Torino crea più di tante altre squadre che hanno fatto contro il Napoli. C'è stato un momento dopo l'1-0 che il Torino qualche preoccupazione ce l'ha anche creata, quindi si fanno i complimenti. I like, vi siete dimenticati, lasciatelo mo, perché poi dopo a fine video siete tutti presi dal video e io vi devo parlare anche di una cosa, di questa cosa qua. Leggete, non lo dico. Beh, se mi ricordo ne parliamo alla fine, perché è proprio un meta universo, è proprio un altro universo. Ci sono le squadre che vivono proprio in un universo parallelo e fanno tutta una narrativa a parte e nessuno gli dice niente, perché noi eravamo in live. Io poi ho staccato la live per andarmi a vedere un pochino una partita horribilis che doveva essere il derby d'Italia, e si sblocca il derby d'Italia. The Link, ve lo ricordate The Link? E adesso ce n'è un altro che è proprio abilitato a prendere il pallone con la mano e nessuno dice niente, ed è pure soggettivo. Ci hanno fatto sapere che è soggettivo, ma andiamo avanti, perché non posso proprio permettermi. Ecco le cose belle, ecco, togliamo da mezzo queste cose brutte. Le cose belle sono Osi col ragazzino che già prima di indossare, ci fa sapere Osi in intervista, il ragazzino ancora prima di indossare la mascherina, Osi aveva notato il capello del colore simile, allora ha detto che sfizio, che si è divertito moltissimo. Poi si è messo la mascherina e Osi avrebbe voluto farsi una foto col bambino, e poi dice pure noi dovevamo cominciare, quindi non c'è stato tempo, spero di poterlo incontrare per regalargli la maglietta. Questo non l'ha detto l'intervistatore nella traduzione, non l'ha detto. Ha detto pure popular leader, e intendeva lui leader della gente, quelle people, no? Popular significa famoso, lasciamo perdere. Bravi. Allora, rettifiche importanti, perché sennò, se faccio cattiva informazione, sono io il primo che sbaglio. Quando vi dico Demme non entra nemmeno in questa partita, errore mio, non sapevo, non mi ero segnato che Demme non era convocato perché era leggermente infortunato, quindi facciamo una rettifica. Non credo che avrebbe giocato Demme al posto di Gaetano in quei minuti, ma resta la rettifica, è importante farla. Demme non c'era. E poi vi dicevo nella TVA, la TVA, e molti nella reaction mi hanno scritto, ve lo faccio anche vedere perché a questo punto è divertente. È chiaro, è una compagnia aerea americana, infatti lì, però adesso è un hotel, e quindi è lì che ho suonato nell'ultima volta, e quindi mi fanno sapere. Io ho detto, ma TVA cosa potrebbe essere? E Paolo, per esempio, commento memorabilissimo: TVA The Wonderful Azzurri. È bellissimo, non manca ovviamente Fablo versatile, sempre sfizioso, Tviciak Cavaraschele amore, è sempre geniale il nostro Fabio. Andiamo a vedere gli screenshot, andiamo a divertirci e poi facciamo le pagelle. Partiamo da screenshot direttamente nel secondo tempo, perché nel primo tempo c'è poco secondo me da vedere. Il gol, prima gol di Osi arriva sul calcio d'angolo, quindi si poteva far vedere che Osi era un po' isolato, prende il terzo tempo, e che il Torino sui calci piazzati marcava a zona, poi dopo si dovevano riattaccare le marcature a uomo, ma Osi ha dominato il suo dirimpettaio Schurz, che poi è uno di quelli che sta facendo un gran campionato, e quelli che giocano al fantacalcio lo sanno, ma questa è una delle azioni più belle che abbia mai visto, e parte da questo
questo fallo laterale di Di Lorenzo che vede un Anguissa che è marcato ma che era in gran forma. Oggi Anguissa era in grande forma, era mobile, era dinamico, era dappertutto, era tosto nei contrasti, vedeva il movimento del pallone prima degli avversari, andava a recuperarli, andava a mordere e quindi molto bene. E qui Anguissa fa una cosa bellissima perché mantiene l'avversario a distanza, il controllo e la rovesciata che poi la fa alla cieca. Andiamo a vedere il secondo screenshot. Ecco, perché vedete in questo momento non c'è nessuno qua. Come lo faccio? Lo faccio così. In questa zona non c'è nessuno, quindi Anguissa chi la sta dando? È bellissimo, la sta dando al signor Di Lorenzo che dal fallo laterale fa questo movimento e andrà tranquillamente con fiducia ad occupare quella zona di campo che in questo momento è di nessuno, e quindi questi tagli interni di Di Lorenzo che creano sempre più scompiglio, nonostante oramai sia una cosa risaputa che i terzini del Napoli sono più interni e fanno sovrapposizioni diverse. Quindi Anguissa è bravo, Di Lorenzo è bravissimo perché ci crede e porterà il pallone in avanti creando poi la superiorità in quella zona di campo. Molto molto bene, si sviluppa l'azione e andiamola a vedere nel dettaglio. Ecco, vedete fin dove arriva Di Lorenzo portando palla, e lì molto largo c'è Kvicha che riceverà il pallone, farà il suo movimento così, poi riarriva qui quando deve rientrare e fa una magia secondo me senza precedenti. Osi può stare da solo contro 50 di loro, va benissimo. Vedete quella testolina qui, questo è anche Lozano che avrà seguito l'azione, quindi sarà anche lui sul secondo palo, ma Osi è talmente dominante, primo palo, secondo palo, dove arriva il pallone lui arriverà anche partendo dopo, è una cosa straordinaria. Kvicha però fa un altro dei suoi dipinti, perché andiamolo a vedere bene. Ecco, guardate la posizione del corpo di Kvicha che è quasi dando la faccia a noi, diciamo, no? Sta proprio in direzione in questo momento della telecamera. Quindi se tu qua fai un colpo di tacco normale da essere umano, la palla finisce qui. La palla finisce qui in fallo laterale. Invece il suo colpo di tacco è orientato e andrà da questa zona qui ed ha una sensibilità, una delicatezza, perché il pallone arriva esattamente come Olivera lo deve ricevere. È qualcosa di straordinario. Anche questo colpo di tacco non è banale, è come quello che ha fatto, è diventato una skills proprio sua, personale. Non è un colpo di tacco che è solo bello, è un colpo di tacco utile e funzionale all'azione. Arriverà Olivera di gran carriera e porterà al cross vincente. Ecco, come vedete, dopo il colpo di tacco la palla è proprio da un'altra parte, perché la palla finisce qui, quindi è veramente un colpo straordinario. E qua mi piace anche sottolineare che Di Lorenzo ha continuato la sua corsa andando a riempire l'area, sta arrivando Zielinski, sta arrivando Lozano, e qui Osi non deve far altro che non andare in fuorigioco. E poi è bravo Olivera, perché Olivera arriva fino in fondo. Se Olivera arriva fino in fondo, Osi non può mai stare in fuorigioco. Quindi tutto ciò è molto molto bello. Altra cosa bella da far notare, ci sto io in mezzo, che faccio? Mi sposto? Vediamo di spostarci forse se sposto l'immagine, ecco qua i potenti mezzi. Quello è Elmas che da lì una zona quasi da terzino, e adesso vi faccio vedere anche dov'è Di Lorenzo, perché Di Lorenzo è qui in questo momento, perché sempre molto interno si stava sviluppando l'azione. Elmas che poi farà il lancione verso Osi, e lì Spalletti addirittura in conferenza parla di reaggressione in quel momento. Perché? Perché la palla finisce in disponibilità del difensore del Torino e Osi che caparbio continua a pressarlo, la recupera e poi trasforma praticamente quel pallone praticamente innocuo nel pallone decisivo, lo cede a Kvara che segue l'azione e Kvara poi darà il cioccolatino a Ndombele. Quindi un applauso anche alla balistica di Elmas, perché lo abbiamo detto, in certe partite dove ti vengono a prendere la pallata è utile, diverte. Quale film di Totò si dice diverte? Proprio lui parlava del matrimonio. E quindi sullo sviluppo dell'azione, dove Osi strappa questo pallone, credo fosse ancora Shaw, mi diverte anche farvi vedere che c'è una brioscina, cioè nel senso che qui Osi fa un bel tunnel all'altro avversario,
per servire Kvara, la palla finirà qui, Kvara andrà incontro al pallone, gli arriverà un avversario addosso alla disperata, quindi Kvara si libera del pallone dove le sarà liberissimo di calciare in porta e farà anche lui una brioscina a Milinkovic-Savic. Altra cosa secondo me sfiziosa da far vedere è che Spalletti fa i compiti, Spalletti studia, Spalletti dà delle precise dinamiche agli giocatori che poi si avverano, i giocatori eseguono. Guardate su questo rinvio, questo è il rinvio dal fondo del Torino. Si sa che il portiere del Torino ha un grande rinvio e ci si allinea non in fase difensiva a prescindere, ma si allinea in base all'avversario e a quello che fa. Guardate, vado un attimo in zoom, guardate i nostri centrocampisti, sono tutti qui allineati perché è lì che finirà il pallone, è lì che dovrebbe arrivare il pallone in base anche a come si stanno muovendo gli avversari. Vediamo i tre difensori, vediamo in questo momento tre centrocampisti e qua c'è la situazione, questi due sono finiti in fuorigioco, non li vedete? Ecco, vedete, questi due sono finiti in fuorigioco, la linea del Napoli è pronta, è bella precisa, insomma il Napoli fa i compiti, quindi non mi venite a dire che è casuale oppure che i giocatori rendiamo noi scarsi tutti gli altri, ma perché il Napoli con applicazione fa i compiti. È importante fare i compiti perché si è poi preparati alla lezione, agli esami che non finiscono mai. E ancora, per ribadire il miglioramento di Osimhen, abbiamo parlato dell'andata dove Raspadori veniva molto incontro e quindi si portava un difensore appresso, creando poi il buco che poteva essere occupato dai due esterni o dalle mezze ali. Guardate Osi dove viene a prendere il pallone. No, deve essere in rosso, che fai? In rosso, in azzurro. Vedete Osi dove viene a prendere il pallone, si porta dietro un avversario, la controlla, fa salire la squadra e vedete che Zielinski va là, anche se sta qua un pochino fermo, ma va bene, e quindi si sviluppa, questo è un altro miglioramento che ci sta facendo vedere Osimhen quest'anno e sta diventando veramente un attaccante completo. Difficile da trovare un attaccante che sia così veloce, così forte di testa, tecnicamente sta migliorando e si sta applicando anche tatticamente in una maniera incredibile. E nel finalissimo, sempre perché qualcuno si era preoccupato, vedo Osi troppo arrabbiato, c'ha il broncio anche quando segna, non vi preoccupate, al 90esimo, allo scadere, al fischio finale, un gran sorrisone e tutti a casa, perché Osi è semplicemente concentrato, mentalizzato, focus, concentratissimo, proprio non può staccare gli occhi dall'obiettivo, segna, ne segna uno, ne segna due, ne segna tre, continua a rincorrere gli avversari, a fare del suo meglio, vorrebbe rimanere in campo fino alla fine e anche quando esce dal campo resta in panchina, guarda i suoi compagni, li incalza, vuole anche che parlino gli altri e che non parli sempre lui e quando parla da leader. Veramente una grande soddisfazione che ci sta dando Osi. E queste sono delle idee che però no, è meglio che non le facciamo vedere. No, chiudi perché poi ne dobbiamo parlare con calma. Allora, pagelle. Allora, Meret. Voglio dare 6,5 a Meret. Fa una parata su Vlasic importante, la seconda un po' centrale, era un tiro violento che però passa in mezzo a tante gambe, la prende, quello che non fa una grandissima parata, ma quello che mi piace è che si rialza subito e poi disturba Sanabria che poi finirà sul palo il pallone. Insomma, Meret la sua partita se la porta a casa. Di Lorenzo 6,5 perché qualche pericolo da questa zona arrivano diversi cross in quel momento, in quei 10-15 minuti di sfuriata del Torino dopo il nostro gol, però poi dopo come cresce, come crea e come si ritrova da tutte le parti. Il capitano ancora una volta una grande partita, 6,5 anche ad Amir, Rachmani, controllo abituale, anche la solita impostazione, però mi sento di dover dare 8 a Kim, ragazzi, perché questo giocatore merita, quando non segna, anche di avere un voto importante, forse il voto più alto insieme a un altro che potete immaginare, perché è proprio un muro, perché anticipa, perché è concentrato, perché è diffidato e non si fa ammonire, è sempre pulitissimo, aiuta i compagni, te lo trovi da un'altra parte del campo e recupera. È proprio difficile immaginare. Sono andato a mangiare coreano stasera, per questo mi vedete bello così, perché meritano e cucinano anche bene, quindi grande Kim, ti voglio bene. Ad Olivera do un bel 7, arriva anche un assist, ottima partita di Olivera, un'ottima risposta, ti garantisce quella
quella fisicità, quel motore, e oggi mi ha fatto vedere anche un po' di qualità di calcio, molto bene. È tornato il mio Anghissà, gli diamo 7. Vederlo che si abbassa qui, che lo trovi in avanti, il pallone che ruba nei primissimi minuti, che poi cederà a Lozano, che poi verrà deviato in calcio d'angolo, che poi porterà al gol di Osimhen, è merito di Anghissà che va a rubare un pallone. È tornato Frank molto bene, quindi 7 a Lobotka. Non ci abituiamo alle prestazioni di Lobotka, è sempre superlativo, e mi sento di dare 7 anche a Zielinski, che porta a casa anche lui un assist, e giocando di prima ci fa ricreare, non lo so come si dice, comunque mi dà delle bellissime sensazioni. Anche Zielinski. Lozano 6, forse uno di quelli meno in palla nella partita. A Kvara do 7,5, gol dal dischetto non è scontato quando giochi nel calcio Napoli. Anche l'assist, insomma 7,5, si potrebbe dare anche 8 che però do a Osimhen, ancora una doppietta, un giocatore che sta andando oltre qualsiasi previsione estiva, perché godiamocelo finché ce lo abbiamo, perché sarà difficile veramente trattenerlo. Portaci lo scudetto a casa e poi ne parliamo. Se ti vuoi ancora divertire adesso a diventare il re di Napoli, perché poi lui si è divertito a vedere il cane con la mascherina, con la pasta, si diverte a fare delle cose. Contemporaneamente alle volte il tifoso napoletano è un po' asfissiante, lo fa per amore, però è difficile se lui ha il sogno di provare anche qualcosa di diverso andandosene da vincitore. Noi secondo me lo perdoniamo, anche perché poi è difficile trattenerli se hai un altro obiettivo. Nel frattempo però ci sta dimostrando che il suo obiettivo a Napoli ce lo ha bello chiaro e lo sta portando a termine. Diamo 6,5 a Ndombele per il gol. La partita ha poco tempo anche per illuminarsi, però va bene, arriva, ed è importante arrivare. Come vorrei dare 6,5 ad Elmas, comunque quel lancio che porta al gol viene da lui. Poco tempo per Gaetano, per Ossicar le ha prese tutte di testa, diciamolo, mi fa piacere dirlo, e mi fa piacere anche come Simeone si sia battuto cercando sempre di tenere in apprensione la difesa del Torino. Io penso che ci siamo proprio divertiti. Spalletti dice che c'era la paura della sosta, c'era la paura che si potesse abbassare un pochino la tensione, soprattutto quando arriva la sosta per le nazionali, perché qualcuno parte già dalla trasferta, ha già le valigie pronte, e questo è un pericolo. E Spalletti è contentissimo di poter verificare che invece questi ragazzi hanno in testa l'obiettivo e non si fermano mai, anche nelle partite che potrebbero essere un pochino più difficili dal campo e difficili dal pre-campo, perché tu vedi le altre che inciampano una continuazione. Adesso Spalletti ci dice siamo a 15 punti, vuol dire che considera ancora la Juventus recuperata da quella penalizzazione, e in realtà la classifica ci dice che la Lazio è a 19, che la Lazio vince il derby, l'Inter lo perde il suo derby d'Italia. E visto che Spalletti ha parlato di queste cose qua, ha parlato che si sono fatte tante trasmissioni sulla sosta dei mondiali dove il Napoli doveva perdere terreno e cominciava un altro campionato, si toglie qualche sassolino dalle scarpe Spalletti e Kvaratskhelia, al di là di Kvicia. Giusto per sfizio, perché le cose esatto, wonderful, esattamente. Questo è il meta universo, ragazzi. Io perché ho letto che Allegri ha sbottato in conferenza. Il fallo di mano è evidente, punto e basta. Fallo di mano è evidente, si vede proprio, si vede da tutti i replay. C'è un replay però dove si vede bene. Io non lo metto perché non ci riguarda. Se il Napoli fosse punto a punto con la Juventus, rischierei la chiusura del canale e vi metterei le immagini, perché l'ho fatto in passato. Si vede proprio chiaramente che Rabiot lo prende col braccio e la palla cambia direzione, se la aggiusta e vanno avanti. Benissimo. Allegri parla di cose oggettive quando è la Salernitana, questo qua dice è soggettivo, siamo in un altro meta universo. E quando Allegri dice una cosa del genere, dice pure io non mi lamento mai degli arbitri, cosa che non è vera, perché si è lamentato tantissimo della Salernitana, oggi si è lamentato di altre cose del passato, ha cacciato in mezzo cose dell'Atalanta, Gomez e Lichtsteiner. Niente di meno, non ti lamenti mai degli arbitri, ti lamenti in continuazione degli arbitri come fanno tutti. Lui dice noi siamo signori, gli altri si lamentano. In realtà abbiamo notato che solamente Spalletti, che non si lamenta mai, anche quando ha ragione,
ma ci ha voluto cambiare mentalità, quindi bene così, apprezziamo perché stiamo molto avanti, perché siamo irraggiungibili anche se gli ridanno i punti della penalizzazione. La Juventus in questo momento è da considerare seconda, dopodiché vediamo se ci sono altri processi e altre cose più gravi di cui si è parlato ampiamente. Però il metauniverso è questo, perché sui loro canali, dove sono tutti così, loro sono perfetti stasera. Potevamo anche fare il 2-0 con rigore su Vlahovic, ma siamo abituati ad essere ostacolati dal palazzo. Loro sono abituati ad essere ostacolati dal palazzo. Tutto il palazzo ce l'ha con loro. La Juventus è ostacolata da New York. È proprio una barzelletta. Io mi diverto perché ho 25, 40, 50.000 punti di vantaggio. Sono 30, ma in realtà sono 15. Mi diverto per questo. Se fossimo punto a punto, si salvi chi può. Perché non è possibile in epoca di VAR vedere e poi sentirsi dire ma non ci sono immagini chiare, niente di meno. Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che bella, io me li fai. Sono Saverio Asoli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like? Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.